Buongiorno, benvenuti a Villa Ottoboni Mercante. Villa Ottoboni Mercante sorge a Rustignè, la più piccola fra le frazioni di Oderzo. Il nucleo più antico del complesso, caratterizzato da edifici realizzati in epoche diverse, è proprio la villa, edificata nel Cinquecento e rimaneggiata un secolo dopo. Presento la quarta generazione della famiglia Mercante che acquistò la villa, mio bisnonno nella fattispecie, verso fine del 1800. L'azienda agricola è stata messa insieme dalla famiglia Ottoboni, che ricopriva un'importanza notevole nella zona, tant'è che un antico detto popolare diceva che da Oderzo a Pordenone non c'è finestra o balcone che non sia di Ottobon. Patrizi veneziani sono riusciti a esprimere anche un papa verso la fine del 1600, cosa piuttosto difficile per la Repubblica veneziana. La facciata della villa, impreziosita da dettagli in pietra d'Istria, reca in posizione centrale il blasone di famiglia sul quale spicca l'aquila bicipite. A poca distanza dall'edificio padronale si incontrano l'oratorio di San Gaetano e la colombaia, entrambi settecenteschi. L'azienda agricola, da quando è stata acquisita dalla mia famiglia, grosso modo 130 anni fa, però come avevamo detto risale al 1500, quindi l'azienda ha circa 500 anni di storia. Diciamo che è sempre stata un'azienda diciamo sui 500 ettari, dove era molto presente la vigna anche nei primi del Novecento, quando non era così scontato, evidentemente proprio perché il terroir si presta molto bene. E oggi grosso modo abbiamo mezza azienda vigneto e mezza seminativo. Abbiamo una cantina di vinificazione di proprietà di circa 45.000 ettolitri e i seminativi sono a servizio di un impianto di biogas per la produzione di energia elettrica. Con l'impianto di biogas stiamo producendo un ottimo concime organico e rinnovabile che sta veramente dando una marcia in più sia ai seminativi che ai vigneti. E in questo cerchiamo di percorrere un po' quello che probabilmente sarà richiesto all'agricoltura negli anni futuri. Nel giardino esterno, semplice e razionale, viali alberati di pioppi cipressini mettono in comunicazione la dimora signorile con le campagne circostanti, a riprova delle molteplici funzioni delle ville venete.